ultimo giorno di riunione aziendale, no, per decidere qua le tappe da fare. Noi adesso abbiamo finito, siamo arrivati fino al sud di Salonico, mappando qualche spiaggia da fare in libera in Grecia. Come vedi siamo, anzi no, non hai visto i video precedenti, ma fidati, te li racconto io. Siamo sempre io e Giovanni, perché il cialtrone di Michele ci abbandona sempre, ci fa fare tutto a noi, hai capito? Dopo magari è anche capace di lamentarsi di qualcosa. Attento se non succede, perché se succede poi una volta lì io prendo la macchinetta e riprendo tutto. Porca troia. Adesso c'è Giovanni un po' preoccupato per il viaggio, no? Che sta guardando i chilometri, no? Non lo dice, ma io so che è lì che guarda i chilometri per quello, perché magari pensa, no? Il camper vecchio, tutta quella strada. In realtà il discorso è sempre quello, cioè tu non è che fai una stancata, viaggi di, non so, 500-1000 km al giorno, assolutamente no. Tu devi viaggiare slow, easy, farti tipo 50-100 km al giorno, a volte anche 20, dipende dalle tappe che devi fare. Quindi per il camper è l'utilizzo che fai tutti i giorni, o almeno l'utilizzo che faccio io tutti i giorni. Una volta vai al supermercato, una volta vai a farti il giretto, una volta vai dall'Alessia, questo e quell'altro, hai capito, no? Quindi sì, non vedo problemi. L'unica cosa che magari mi Siamo può... già a 1200 km, neanche a metà strada. Vabbè, cazzo vuoi che sia. Abbiamo un mese, li facciamo a rate, perché effettivamente se tu pensi 2400 km, no? Visto che siamo a metà strada, sembrano tanti. In realtà no, perché li devi dividere, no? Cioè sono vari viaggetti, non è un viaggio da 2400 km, non è convinto. Faccio come fa CP. No, l'unica cosa che a me un po' disturba, secondo me, è il fatto dei parcheggi, che li vedo molto selvatici a Belgrado e a Salonico, perché sono dei centri molto popolati, da quello che vediamo da Google Street View, ok? E quindi lì ci arriveremo di notte. Belgrado è di passaggio, quindi noi proviamo a vedere i parcheggi che ho segnato a Belgrado. Se poi diciamo cazzo ragazzi vaffanculo, cioè è più lo stress che altro, seppur con malcelata riluttanza, perché Belgrado è una città veramente bella, oltre che famosa e rinomata, e niente, tiriamo avanti e andremo a dormire o a sostare poco dopo, insomma, ecco, spero non accada questo, soprattutto a Salonico, che secondo noi, secondo la nostra veloce stima, in base ai posti che abbiamo visto, no? Tutte le piazze, le agorale, i templi, eccetera, necessita di almeno 2 giorni di visita. Comunque queste sono tutte ipotesi, ci sarà da divertirsi quando ti confermerò o smentirò tutto quanto una volta lì. Io avevo pensato anche qualche piccola, diciamo, escamotage, trucchetto, no, per viaggiare sicuri e tranquilli. Io avevo detto ai ragazzi, quando arriviamo in certi posti particolarmente turistici, forse è il caso che ci diamo il turno per visitare certi posti, no? Che magari dopo non ci inculano la roba. Noi saremo in teoria in 2 camper e 3 persone, e abbiamo detto vanno 2 persone alla volta a visitare i posti. Dopo loro ovviamente hanno sempre da ridere perché sono 2 checche e quindi ogni volta guarda che già fa la faccia seria, vedi, è concentrato che guarda le mappe. Poi un'altra cosa importante, quando siamo alla ricerca del parcheggio, nel camper che sta davanti ci vanno 2 persone, in modo che uno ovviamente guida e segue bene o male il navigatore, l'altra persona invece con il Google Maps, senza la modalità navigatore, si guarda in base alla posizione attuale tutti i parcheggi o i possibili parcheggi che ci siamo prepuntinati, ossia presegnati in Google Maps dal computer, ossia prima della partenza, no? Quindi questa secondo me è una cosa che ti risparmia un casino di tempo e soprattutto di stress, insomma, anche perché non è che andiamo là per lavorare o far cosa, andiamo là per fare, non so se per me si può chiamare vacanza, nel senso che io comunque continuo a vivere, a fare la mia vita, solo che vado a vivere, diciamo, in Ungheria, Serbia, Macedonia, Grecia, insomma, è un bel vivere, un vivere a tempo determinato, perché poi dovrò tornare indietro, cioè vorrò tornare indietro, perché vorrò tornare dall'Alessia, hai capito? Ci sarà anche il CP, io adesso da domani vado subito, passo da veterinario per vedere il discorso del vaccino che purtroppo
servirà dell'antirabbica e per chiedere del passaporto del cane. Quello in teoria si va all'ASL, però io andrei prima a chiedere informazioni dal veterinario e poi passo all'ASL. Successivamente, stessa giornata, oltre che andare dal dentista, ovviamente come sempre, andrò a prendermi anche la guarnizione del coperchio punterie che perde un pochino, quindi già che ci siamo facciamo tutta quella strada, cambiamo anche quella. Mi saranno arrivate in teoria anche le candelette, che così le cambieremo con Michele, magari faremo anche il video, no, di come si cambiano le candelette e la guarnizione punterie. E poi chiamerò soprattutto l'assicurazione per chiedere informazioni sulla carta verde. Gli dirò, ma mi chiedono una copia cartacea, anche perché noi partiremo tra circa una settimana, insomma, o quando, no? Per Sì. 14. Più o meno, insomma, fra una settimana, 10 giorni circa, ecco, quindi il tempo ce l'abbiamo. Se dovesse esserci qualche ritardo per i documenti di CP o che cacchio ne so io, ovviamente aspettiamo e partiamo dopo, quindi per fortuna non abbiamo date tassative da rispettare, ma giusto il periodo è fra una settimana, insomma, che partiamo. 2000 km. Beh dai, neanche tanto. E che d'altronde non potevamo tagliare per la Croazia perché lì il CP è bandito. Poi io, non so, eviterei anche, con tutto il rispetto parlando, la Bosnia, l'Erzegovina, il Kosovo, cioè capisci? Anche perché Tigak Kalashnikov, no? A parte che lui ha, l'unica cosa diciamo che ci può tornare utile è che lui ha il rilevatore di metalli, no? Per tutte le mine. A parte che le mine, se non sbaglio, si trovano in Bulgaria, no? Avevamo letto. No, anche in Slovenia, questi posti. No, in Slovenia, cazzo vuoi trovare in Slovenia di mine? Devi andare proprio in strade in mezzo ai campi per trovare le mine, scherzi? Comunque no, abbiamo saltato volutamente la Bulgaria perché abbiamo visto, leggendo su internet, che è un paese abbastanza rischiosetto, in quanto lì ti rubano direttamente l'auto, cioè non è che ti rubano nell'auto, ti rubano direttamente l'auto, soprattutto quelle con targa straniera, quindi noi che siamo extracomunitari, in questo caso saremo extracomunitari, e poi delinquenze, la polizia che ti chiede il pizzo, che ti viene a rompere i coglioni, quindi una sorta di banditi, no? Cioè c'è scritto polizia, ma sono comunque dei banditi, hai capito? Banditi anche armati. E quindi abbiamo detto no, evitiamo decisamente la Bulgaria. E basta, dai, che qualche dio o anche tutti quanti per sicurezza ce la mandino buona e vediamo cosa combiniamo. Una cosa che ci può mettere, non dico timore, no? Beh sì, dai, un po' di timore, dai, diciamo la verità, un po' di timore ci può mettere. È il fatto magari di dormire in libera in certi posti che proprio non conosci, tipo soprattutto magari la Serbia, perché l'Ungheria non lo so, non mi ispira, forse è il nome che è più gentile, no? Quindi ti suona male l'Ungheria, cioè ti suona già meglio l'Ungheria. Però non lo so, poi star lì in Serbia non lo so, non la conosco, non mi ispira molto. Leggendo le informazioni sulla sicurezza si parla insomma di microcriminalità, probabilmente in Italia siamo presi molto peggio, o comunque in alcune zone dell'Italia, tipo Jesolo, Napoli, Roma, hai capito? Però siamo comunque in tre, quindi dormiamo con i camper attaccati, quindi insomma uno ha la massa di alluminio, un altro ha l'acceta, un altro Usiamo la padella come ha fatto qualcuno. poi abbiamo le padelle, esatto, quindi poi manganelli di legno, coltelli, l'acceta l'ho anche fatta affilare, quindi insomma ecco, voglio dire, il fatto è che sì, se ci puntano una pistola e sono in 2 o 3, magari con 2 pistole, lì sì, sono cazzi. Lì bisogna giocare di psicologia e far capire che tipo non abbiamo un cazzo, che ne so io, non lo so. Qualcosa avverrà, perché l'essere umano quando è preso con l'acqua alla gola tira fuori tutta la sua inventiva, così Michele da funziona. stuprare. O gli diamo un Michele da stuprare, sì, questa è una buona idea. Vedi, te l'ho appena detto, cioè quando nasce la necessità l'essere umano si ingegna, cioè si apre proprio una porta e noi apriamo qualcos'altro di Michele.